Chi se li va finalmente, c'era ora che si carica. Oste, una birra per piacere. Ciao Espedita. Come stai tu Espedita? Ti vedo bene anche. Non ne sei mai, Ali? Abbastanza bene. E ti, non ti ordini a dire. Ma mi staria anche bene se quel becco dell'Ostel mi portasse la birra che ho ordinato. Oste, la mia birra! E ciò, ma aspetta 2 minuti ti porterà, dai, di non essere così furioso. Non ho tempo da perdere, sento Espedita. Vado a darghe da bere alle piante del comune. Le piante ti che da bere a tutti tu. Ah, non è che te mi contaresse una delle tue fiabe, Espedita, che le mi piace tanto? Certo, volentieri. Ti conto per i santi dei Prai. Allora che c'era una volta in isola del veneziano un convento dei frati che c'era per uno dei tanti campi e 2 o 3 di questi campi c'era coltivare artigiocchi. Bien che una volta 3 poveri uomini si incontrano all'osteria. Artigiocchi? Sa caso è gli artigiocchi, Espedita? Non ti sa cosa che sei gli artigiocchi, non ti deve vergogni. I carciofi. Carciofi sì, gli artigiocchi. Ciò. Insomma, si incontra sti 3 ermiti in osteria e davanti a un bottin di vino piccolo, no? E dire che mi piace d'amore di vino da Murelli si racconta come va, come non va e andava marito per tutti. I 3 desperai si davano dai interiorci e pian pianino gli si andava lontano dall'osteria e si dicono, certo così, se stanotte andassimo a grattare e uffiare artigiocchi ai frati, le mattina e alba potrissimo andare con la barca di alto e venderli. Dividevo per 3 così avremo un fiatino respiro per il famiglie. Dito fatto. Santi dei Prai, chi sei che si salva qua? I santi dei Prai che c'era Dio Torse, ancora più da lontano ha risposto. Chi che non si vede fratello, chi che non si vede e caricare gli ultimi sacchi in barca, dato che nessuno li aveva visti, mi si è mosso subito verso Venezia, vogando la paesana. Vogando che? Allora, Dio ti ho l'ho visto, sa che non ti sa cosa ti vuol dire. Vogare la paesana vuol dire vogare con 2 remi, cioè un uomo solo incrocia i remi e voga con 2 remi, va avanti molto di più. E il mondo è come il mar e ci se fondano sanno ar. Ma dimmi, Spedita, come fai tu a inventarti delle fiabe così belle? Non è mica inventare, dico sentire, qui le fiabe, intanto tutti i racconti che ha fatto ultimamente per i putei, i poveri piccoli, che fa venire i capelli dritti per oggi in testa, è talmente brutti, talmente fiabi. Mi conto solo che i fiabe che ho ascoltato e che se i fiabe di una volta che se le vere fiabe. Ma senti, tutti sti libri chi? Orco boia, sei fatto, hai aperto le finestre? Può dottormene su uno? Certo. E non è che te mi faresse anche un autografo, Espedita? Certo. E faccio l'autografo, volentieri, questo è mio, aspetta che metto qua. E su che libro sei? Questo te l'ho fatto per io questo qua. Allora, di me nome? Adino. Ah, ecco. Adino. Da Sandra. Da Sandra. De Castelnau. Strega. Castelnau. E adesso fammi una dedica. Penso. Con l'augurio che il beva finalmente sta birra. Grazie, Spedita.
Sono perfin commosso. Mai nessuno mi aveva fatto una dedica compagna. C'ho poverito, non capivo. Yeah. Ah, che bei libri. Mai è bei che la vita è un lampo. Ah, è proprio vera. La vita è un lampo. La mona un stampo e il bus del culo un passatempo. Oste, una birra. Perché va bene la letteratura, ma go anche se non si vivi sol che de pan, ma anche de gotti. Ha messo proprio godù anche con ti, setto spedita. Ma do setto drionar. Ciao Dino, se vediamo un'altra volta ti conto il resto. Oste, una birra.